Dal 7 agosto il cambio della guardia per la gestione dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia è diventato ufficiale. Per un importo vicino ai 24 milioni di euro, la Fondazione San Camillo dei Padri Camigliani ha ceduto la proprietà immobiliare dell'ospedale e casa di riposo. Soddisfatti i sindacati. Si è chiusa finalmente dopo 2 anni una lunghissima transizione con la definizione di una nuova proprietà sia per il San Camillo che per lo Stella Maris. Noi chiediamo come sindacato garanzie per tutti i lavoratori, certezza occupazionale e investimenti nelle strutture. Dopo oltre 2 anni, dunque, di rinvii, la trattativa ha avuto una svolta repentina nel cuore dell'estate. I camigliani lasciano l'isola dopo 91 anni di apprezzato servizio nella sanità e nel territorio, dove sono arrivati per la prima volta nel 1928. I nuovi proprietari hanno affidato la gestione dell'ospedale a Villa Salus, con le suore, già riferimento per l'ospedale del Terraglio, mentre la cooperativa Codes si è aggiudicata la gestione della casa di riposo Stella Maris. 2 strutture importanti che offrono qualità alla cittadinanza, non solo veneziana, che devono vedere nuovo protagonismo attraverso nuovi investimenti. Per questo noi non vogliamo solo una garanzia occupazionale, ma un piano certo di rilancio delle strutture che da troppi mesi hanno pagato l'incertezza in cui sono state lasciate. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la conferma del rinnovo per i prossimi 2 anni dell'IRCS, la classificazione di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato nella neuroriabilitazione. Un riconoscimento a livello nazionale del Ministero della Salute. Un'eccellenza per tutta la sanità veneta è pronta a un nuovo rilancio.